Buongiorno a tutti, è vero che il canale è Trekking Friuli Venezia Giulia, ma a volte capita anche a noi di andare in vacanza. Oggi vi porteremo a fare il sentiero dei 30 passi partendo da Zone, provincia di Brescia. Via, si parte! Partiamo dal piccolo ma animato paesino di Zone, punto strategico per la nostra escursione. Lasciamo la macchina nel parcheggio adiacente alla chiesa, incamminandoci lungo la strada asfaltata direzione Cusato. Lì incontriamo i cartelli che ci indicano il percorso dei 30 passi. Proseguendo vi è un secondo comodo parcheggio, di fatto l'ultimo disponibile prima di iniziare il vero e proprio sentiero. Allora, direzione vetta, la salita è decisamente divertente. Una volta fatto il primo pezzo nella boscaglia si comincia a vedere il panorama ed effettivamente, come potete ben notare, il lago di Iseo qua in tutta la sua bellezza. Adesso cercheremo di raggiungere appunto la prima vetta, poi c'è la seconda e lì ci fermeremo per il pranzo. Via, si parte. Decidiamo poi di visitare la riserva naturale delle piramidi di Zone, lingue di roccia alte fino a 30 metri con massi di grandi dimensioni adagiate sulla loro sommità. Allora, siamo andati a fare il percorso, il giro d'anello delle piramidi di Zone e allora, secondo noi fare tutto il giro non vale la pena. Qua un po' più in basso noi comunque vi mostreremo esattamente il punto, c'è un parcheggio, da lì si può fare un pezzettino del sentiero e vedere le piramidi in tutta la loro bellezza. Il giro d'anello, boh, noi non ve lo consigliamo sinceramente. Dopo, se avete voglia di farlo, comunque una passeggiata, si scende parecchio e poi c'è una bella salita per ritornare al punto di partenza. E niente, con questo la nostra vacanza si conclude e vi mandiamo ai video che faremo in Friuli Venezia Giulia, il trekking, insomma quello che è un po' il nostro canale. E niente, alla prossima, un saluto da Cristina e Gianluca, ciao! E questo è il viso di chi si è allenato ultimamente molto poco. Zero? Di qualcosa almeno, giusto per non farli preoccupare.